52 ore filate di sport al quartiere San Lorenzo di Albignasego, che come ogni anno ha ospitato la manifestazione sportiva con il torneo di beach volley e di calcio a 5. Siamo giunti ormai alla 23esima edizione del 52 ore non stop, il primo evento in assoluto in Italia e forse in Europa a proporre un torneo maratona di sport senza sosta. L'idea è nata da due miei amici, Franco Poggi ed Enrico Savorani, che nel 91, copiando il modulo dei mondiali del 90, hanno pensato di istituire questo torneo di calcetto, all'epoca era solo calcetto, nella loro parrocchia. E da 36 ore siamo passati alle attuali 52 ore, con svariati numero di squadre variabili nel corso degli anni e del tempo. Avendo questa scia di espansione è stato agganciato il beach volley, che si tiene nel campo sportivo qua in fianco, nel quale riversiamo 2 camion di sabbia e costruiamo per un weekend un campo da beach volley, dove le persone possono ricreare l'ambiente spiaggia. Il bello del 52 ore è che ogni partita regala sempre qualche emozione. Ci sono ragazzi che vengono da Bologna per giocare, ci sono amici che si ritrovano solo qui per fare il torneo insieme, ed è veramente una festa dello sport, ma soprattutto dell'amicizia e dello stare insieme. A noi piace che sia così. Nel campo sportivo e parrocchiale di San Lorenzo è stata adibita una zona a campeggio in cui gli atleti hanno potuto montare le loro tende e qualche piscina gonfiabile, in un clima goliardico e conviviale. Boom di iscrizioni allo storico torneo di beach volley, come ci racconta una degli organizzatori. Il beach volley quest'anno è andato benissimo, nel senso che ci sono state tantissime squadre, più degli anni scorsi siamo arrivati a 30 squadre, tanto che abbiamo dovuto compattare molto di più gli orari per riuscire a... perché tutti mi chiedevano per piacere, e fino all'ultimo abbiamo avuto iscrizioni, sempre più gente, avevamo sempre più tende, dovremmo essere sulla 60ina di tende. Chi ha vinto il premio simpatia quest'anno? Il premio simpatia l'ha vinto Tente Team, che è una squadra che ormai è 4 anni che viene e si sono già prenotati per l'anno prossimo. Sono una compagnia di 9 ragazzi e ragazze che appunto si divertono un sacco, infatti l'anno prossimo hanno detto che verranno con la piscina ancora più grande. Riscuote sempre molto successo anche il torneo di calcio a 5, che quest'anno ha visto sfidarsi dei veri supereroi, come era il tema di questa edizione. Allora, quest'anno avevamo 12 squadre che si sono affrontate in 2 gironi per passare la fase eliminatoria, e poi appunto ci sono stati i quarti di finale, semifinale e finale. Quest'anno è stata particolarmente impegnativa perché chi ha passato il turno ha dovuto affrontare prima ben 5 partite, e quindi col caldo di questi giorni insomma l'abbiamo patito un po' tutti, stando fuori dal campo. Chi è in campo l'ha sofferto veramente tanto. Novità dell'edizione 2014 sono stati anche i tornei di ping pong e la marcia notturna. Come da consuetudine non sono mancati party e momenti di svago, a suon di spritz e DJ set. Dopo le combattute finali, a trionfare sono stati gli atleti della squadra Tessista Brao per il calcio a 5 e la squadra Ti Vengo Dietro di beach volley, che si portano a casa il trofeo ed un premio in buoni benzina.